Uno, due. Allora iniziamo, prego le ultime persone di accomodarsi e fa piacere avervi qui riuniti in questa occasione che ci rende come Biblioteca Nazionale Marciana particolarmente felici. Oggi nel Salone Sansoviniano l'appuntamento a cui siamo convenuti è la presentazione di un volume fresco di stampa, L'Atlante di Ramusio, vita di un geografo veneziano, dell'autore che è qui presente, il professor Andrea di Robilant, che converserà con una cara amica, già responsabile del Dipartimento Restauro, la dottoressa Tiziana Plebani. E per l'occasione la Biblioteca Nazionale Marciana, che io rappresento in veste di responsabile del settore stampa ed eventi, ha deciso di corredare la conferenza con l'esposizione del secondo volume delle navigazioni e viaggi proprio di Ramusio, l'edizione principe del 1550, di cui naturalmente ci parlerà la dottoressa Plebani. Il libro che oggi vi verrà proposto è l'edizione italiana della pubblicazione uscita per la Penguin Random House nell'autunno del 2024 di Earthly Globe, e Tiziana Plebani, dicevo già appunto collega della Biblioteca Nazionale Marciana, a cui molto ha dato, e si è formata come studiosa, autrice, tra i suoi temi i viaggi e una particolare attenzione riservata al tema del femminile, in particolare proprio nell'ambiente veneziano. E per quanto riguarda invece il professor Di Robilant, giornalista, scrittore, già docente della Columbia University, e oggi insegna giornalismo e scrittura creativa, l'attivo varie pubblicazioni, tra cui appunto quella che oggi vi presentiamo. Il saluto naturalmente che io porto è a nome del dottor Stefano Trovato, direttore di questa biblioteca, che è presente da remoto, in questo momento è impegnato in missione, quindi mi ha incaricata di accogliere cercando di essere all'altezza questa conferenza, e un saluto anche a coloro che numerosi ci seguiranno da remoto attraverso la diretta sul canale YouTube della Biblioteca Marciana. Bene, io passo la parola alla dottoressa Tiziana Plebani. Benissimo, allora buonasera a tutte e a tutti, e siamo qui per parlare di questo bel libro, L'Atlante di Ramusio, di Andrea di Robilant, e devo dire che è un'opera di lettura piacevolissima, ci fa fare un bel ripasso del periodo storico, del periodo dell'espansione del mondo conosciuto, di tutto quello che succede. Ecco, io farò delle domande più che riassumere il libro. Dunque, il centro è Ramusio, che voi sapete fu il grande editore di lui. In realtà la biografia è molto più ricca, ma lo conosciamo soprattutto per questo grande impegno di far conoscere il mondo e i confini del mondo che si erano dilatati attraverso la raccolta dei testi dei viaggiatori narratori. Ci sono delle differenze tra viaggiatori e narratori, e ecco, quindi Ramusio. Ma quello che è interessante, che ci mostra Andrea, è che dunque, tutti questi racconti, perché diciamo dalla prima del Cinquecento, lasciando perdere, ma già con Colombo, le potenze del mondo, Inghilterra, Spagna e Francia, più la Francia e il Portogallo,
ebbero la tendenza di mettere sotto chiave queste narrazioni quando finanziavano o comunque aiutavano questi viaggi di esplorazione e, ahimè, ovviamente di imprese coloniali. Poi però come dire, trattenevano spesso sotto chiave questi racconti, perché la geografia era al servizio della politica, quindi far conoscere ad altri, soprattutto anche a potenze nemiche, la realtà del tempo, le ricchezze magari che erano state trovate, era, come dire, poco opportuno. Questo mi sono segnata, questo lo racconta Andrea, quindi mi sono segnata per esempio la vicenda del diario di Pigafetta, che Carlo V sequestrò, insomma, oppure la stessa cosa succede con la Summa Orientale di Tomé Pires, il re del Portogallo, lo tenne lo stesso sotto chiave. Probabilmente avrebbe fatto così anche il Papa con il resoconto di Leone l'Africano, però poi c'è stato il sacco di Roma e quindi poi le vicende hanno portato. Ecco, quindi allora, rispetto a questo, a questa tendenza di tenere sotto chiave, non far trapelare queste conoscenze, Ramusio invece ha una tensione proprio contraria, la tensione per l'espansione della conoscenza, no? E magari leggerei queste due righe, perché Ramusio, come dire, prima entra in cancelleria, ma poi diventa segretario del Senato, quindi diciamo è proprio al centro, diciamo, della politica veneziana, che però agisce in un altro modo, lo vedremo anche perché. Da alto funzionario pubblico qual era, Ramusio comprendeva meglio di molti altri quanto fosse fondamentale possedere informazioni affidabili, ma affidabili ovviamente per il governo, affidabili per le strategie politiche, ma vedeva anche il beneficio che poteva trarne la collettività se quelle stesse informazioni fossero state disponibili non solo a principi e nobili, ma anche a studiosi, mercanti, professionisti, funzionari e semplici lettori interessati alla geografia. Dopo una vita trascorsa nelle segretissime stanze della Repubblica, Ramusio era deciso a divulgare nel nome della trasparenza una massa di documenti, molti dei quali ancora riservati o comunque mai pubblicati. Ecco, c'è da dire che a me è parso come dire, questo parallelismo, la stampa veneziana, cioè allora Venezia, come sappiamo, comincia a essere fuori dei giochi, fuori dei giochi delle espansioni territoriali, però ha come diciamo capitale la sua grande industria tipografica, che quindi è una delle sue grandi risorse. Con quelle fa conoscere dappertutto. Infatti gran parte delle carte geografiche, delle opere di editoria geografica vengono stampate a Venezia in quegli anni, fino almeno agli anni 70 del Cinquecento. Ecco, quindi è come un parallelo. Ecco, allora io volevo chiederti, ecco, da dove gli veniva questa sensibilità, dalla sua formazione? Perché quello che cambia è proprio, come del resto è la stampa di questo periodo, la stampa veneziana che spinge per il volgare, quindi per l'italiano, spinge per cercare di accaparrarsi lettori comuni, lettori e lettrici. Quindi ecco, quale sensibilità, come era maturata questa sensibilità? Ma innanzitutto grazie a tutti voi di essere venuti e grazie alla dottoressa Venturelli per la sua introduzione e grazie soprattutto a te per aver accettato l'ingrato compito. Però mi sembra che hai colto forse l'aspetto centrale di tutta questa vicenda, e cioè questa intuizione che ha avuto Ramusio è quello che lo rende poi così attuale, così moderno, tra virgolette, l'intuizione di capire che
eravamo entrati in una nuova era e che l'informazione andava disseminata, resa accessibile. Non si poteva più vivere in un mondo chiuso in cui ogni capitale teneva per sé i segreti delle cose che andava a scoprire, perché altrimenti non ne saremmo venuti mai a capo, non avremmo mai capito come appariva il mondo nella realtà. Cioè, dobbiamo ricordarci che alla fine del 400 si continuava a vivere in una specie di mondo dai contorni molto vaghi, popolati da mostri, popolati da pieni di continenti che non esistevano. Se uno guarda le mappe di quel periodo, ci si domanda veramente come facevano, come immaginavano la loro vita. Ecco. Cosa succede? Che poi con l'inizio dell'era delle grandi scoperte, diciamo, poi stiamo sempre parlando di europei, il mondo poi viaggiava su altri binari, ma insomma, per quanto riguarda l'Europa, finalmente si apre una stagione nuova con l'età delle grandi scoperte, e Ramusio è figlio di quell'età. Era un ragazzino quando Colombo attraversa l'Atlantico, quando Vasco da Gama compie il periplo dell'Africa, arriva in India. Insomma, erano cose molto eccitanti, però i dettagli e soprattutto quello che loro andavano a scoprire, queste cose non erano divulgate. E allora il risultato è che i cartografi non avevano materiale con cui lavorare per disegnare il mondo come era veramente. E allora la cosa che più mi ha colpito, e che forse è stata la miccia che mi ha poi portato a scrivere questo libro, è che se uno guarda le mappe del primo e del Cinquecento, è inevitabile chiedersi: ma come? Eravate stati qui, com'è possibile che continuate a fare delle mappe che non hanno senso? Da qui l'intuizione di Ramusio, cioè quella di capire che se queste informazioni non venivano rese pubbliche o comunque fatte circolare, sarebbe stato impossibile entrare davvero in una nuova era della geografia e disegnare il mondo come era e non come uno se lo immaginava. E dunque questa fu la prima di due grandi intuizioni di Ramusio, e appunto, come dicevo, quello che lo rende così vicino a noi, questo fatto di capire che poi l'informazione affidabile è assolutamente fondamentale. Cioè, le fake news non le abbiamo inventate noi. In quel momento, come dicevi prima, a Venezia si pubblicava una quantità vastissima di mappe, di carte, di resoconti di viaggi. La metà erano tutti falsi, erano pieni di errori, ma anche volutamente falsi, per cui bisognava addentrarsi in questa selva di informazioni, molte delle quali erano fasulle, e tracciare un percorso più concreto, più preciso, più vero, e diffonderlo. Questo è stata la sua grande intuizione. Come gli veniva questa cosa? E questo è un grande mistero. Come arrivano le grandi intuizioni? Per una combinazione di fattori che poi è molto difficile mettere insieme. Sicuramente il suo retaggio avrà giocato un ruolo. Lui, Ramusio, sin da giovanissimo, entra a far parte della schiera di giovani che ruotavano attorno a Aldo Manuzio, il grande editore, il grande stampatore di Venezia, e quella fu sicuramente una grandissima scuola che permise a Ramusio di capire fino in fondo l'importanza di arrivare alle fonti originali, no? E dunque nella sua ricerca di documenti geografici, ricerca che durerà tutta la sua vita, sempre lui andava a cercare i documenti originali, grazie agli strumenti che aveva, cioè spie, amicizie, ambasciatori veneti nelle varie capitali. Tutti quegli strumenti lui li usava per portare a sé questi documenti originali, ecco, senza filtri. E per cui sicuramente Manuzio fu una scuola importante, e
poi il fatto di vivere nella cancelleria di Venezia, cioè questo luogo che aveva ramificazioni tentacolari in tutto il mondo, con contatti in tutte le città, e piano piano la comprensione, che sicuramente sarà arrivata con l'avvento della stampa, di capire che l'informazione non era semplicemente... mi fa pensare adesso all'AI, no? L'intelligenza artificiale. Dice sì, ma questa cosa come la governiamo, come cambierà la nostra vita, ma come dobbiamo imparare a usarla, non possiamo cacciarla via, dobbiamo... Esattamente la stessa cosa. Improvvisamente il mondo era inondato di informazioni, ma bisognava trovare un percorso che potesse far sì che uno usufruisse al massimo di queste nuove informazioni per non essere affogati nella disinformazione. Sì, io penso anche che bisognava dare un orientamento alle persone, perché appunto le persone venivano a sapere che era stato scoperto, perché circolavano queste notizie, però poteva essere abbastanza inquietante non conoscere esattamente ma cos'era, ma chi erano quelli che abitavano nell'altro continente, ma come vivevano, cioè questo spazio si era dilatato, cioè prima invece era tutto, diciamo, abbastanza chiaro, no? Anche nelle carte geografiche di stampo medievale era tutto abbastanza chiaro, poi c'era il paradiso, c'era tutta una serie di configurazioni che avevano poco di geografia ma più di teologia e di diciamo costruzione del mondo secondo un principio appunto teologico. Quindi bisognava rassicurare le persone anche di questo, e certamente lui l'ha fatto. Bisognava, ecco, quello mi ha molto stupito nel tuo libro, perché vuol dire non sono un'esperta di geografia, lo ammetto, quindi ho letto spesso cercando poi nell'Atlante o cercando notizie dei posti che sono stati citati, perché Andrea ci ha fatto un grande sforzo, quello di leggersi tutti i libri contenuti da Ramusio, raccolti da Ramusio, e darcene una restituzione, quindi capire che cosa era in gioco. Allora, che cosa era in gioco, per esempio? Le idee da correggere. E su questo faccio un inciso importante, che tu lo ripeti. Fino al tempo, appunto, la geografia era legata a delle impostazioni ideologiche. Cosa voleva dire? Sminuire, diciamo così, o in qualche modo, sì, sminuire le grandi autoritas del Tolomeo, cioè avere il coraggio di dire, come dici tu, è un punto di partenza, ma non è più il punto d'arrivo. Cioè gli errori c'erano, anche perché insomma Tolomeo e anche altri non avevano visto lo sviluppo successivo, le scoperte, quindi non si può avere questa reverenza, cioè più che reverenza non si può basarsi su di loro, bisogna andare un po' avanti, insomma, e quindi le idee da correggere erano tante. Io le faccio un elenco, poi tu magari ne parli di quelle cose. Tanto sì, per molti ancora la terra era piatta, no? C'era stata una discussione, no, tonda, però insomma ancora ai primi del Cinquecento girava questa voce. La cosa da il prete Gianni, e tu ne parlerai, questo mitico regno di questo re cristianissimo, a cui si sarebbero dovuti chiedere aiuto a questo prete, magari in Europa, aiuti per esempio contro i turchi o contro altre minacce, questo re di un regno così meraviglioso, eccetera, che veniva spostato ovviamente man mano che in Oriente non lo si trovava, si decise che doveva essere in Africa, insomma. Comunque questo magari ne parlerai tu. L'Asia e l'Africa attaccate, sembrava che fossero attaccate, insomma. La cosa che mi ha molto divertito, che non lo sapevo, l'Africa, il nord dell'Africa era conosciuto anche ovviamente in antichità, ma il sud dell'Africa per molti era la terra,
era una terra arida, spaventosa, un inferno che nessuno voleva nemmeno scoprire. C'era proprio un pregiudizio sul fatto, questa terra dei neri, no? Che fosse una terra orribile, senza alberi, senza verde, cioè, quindi tutta una serie di idee a cui porre come dire, di fake news, ma fake news, idee tramandate, insomma, e che ovviamente in qualche modo anche i viaggiatori e quelli che gli esploratori avevano nel loro DNA, proprio dire, partivano con queste idee. Quelli che andarono in Africa dovettero come dire, contrastare o avere a che fare con queste radicate idee. Sì, ma anche questo è un aspetto fondamentale che coglie, cioè questa ritrosia che gli umanisti avevano nei confronti degli antichi. Questa era una cosa che io non avevo pienamente percepito fino a quando mi sono imbarcato in questa avventura, ma uomini di grandissima intelligenza e cultura del Cinquecento, come era Ramusio, come era Mannuzio, ecco, avevano un tale amore, perché poi la parola è quella, era proprio un amore per i grandi antichi pensatori, filosofi, poeti, scrittori, cioè si dava per scontato che gli antichi sapessero più di loro. Questo era una cosa acquisita. Gli antichi sapevano più di noi. Ecco, per cui questo è un muro per certi versi invalicabile, cioè se ti poni in una posizione come quella, come vai avanti nella vita, no? Ecco. E Ramusio capisce, perché poi quando i cartografi facevano le mappe, ancora nel Cinquecento, ma dicevano, ma Strabone dice così, ma Tolomeo ci ha spiegato che cosa. Vabbè, ma nel frattempo si era accumulata una vasta conoscenza, che però c'era ancora questa grande timidezza che nasceva da questo rispetto profondo nei confronti degli antichi, cioè era come un'incapacità molto radicata di andare contro il pensiero degli antichi. Ecco, Ramusio capisce, dopo diversi anni, ma anche per lui è un travaglio vero quello di andare contro gli antichi, ma dice, però qui l'evidenza è altra, cioè qui adesso sappiamo che l'Africa non è come la dipingevano, adesso siamo andati al di là dell'Atlantico, adesso abbiamo circumnavigato, siamo andati intorno all'Africa grazie a un veneziano, tra l'altro Cadamosto, il cui discendente qui tra noi questa sera, tra l'altro, ho visto. Comunque, quello fu un grandissimo muro da valicare e Ramusio lo spezza. E lo dice, lui stesso dice, non possiamo continuare a avere questa specie di riverenza nei confronti degli antichi, dobbiamo renderci conto che le nostre conoscenze obiettive, concrete, sono superiori e dunque dobbiamo andare avanti. Ecco, questo è un salto intellettuale notevole per quel periodo. Poi il pensiero di Ramusio lo porta a quella che è l'altra grande sua intuizione, cioè quella di dire che se qualcuno non si prende la briga di raccogliere tutti questi dati, non se ne viene a capo. Perché, come diceva Tiziano, ogni corte, ogni principe, ogni re teneva per sé le scoperte che facevano i suoi navigatori, ma lungi dal pensare che potessero essere condivise queste informazioni nemmeno con la propria popolazione, ma sicuramente non con altre potenze. Per cui dovete immaginare una situazione in cui le informazioni erano custodite in tanti torri attraverso l'Europa, no? Torri chiuse, che però poi non permettevano alla conoscenza di diffondersi. Ecco, lui si dà questo compito, cioè di usare tutti gli strumenti possibili per raccogliere questi
questa informazione e formare quella che oggi chiameremo una specie di gigantesca banca dati. E questo fu sicuramente un aspetto fondamentale del suo contributo. Sì, infatti. No, questo è veramente importante. Infatti tu scrivi: l'esperienza dovette averlo convinto che in merito alla geografia gli antichi non possedevano affatto una conoscenza superiore ai suoi contemporanei. La mole di nuove informazioni, tutte ancora da verificare e interpretare, ne era la riprova. Cioè, e come dici tu, cioè, bisognava rompere un tabù, riverire gli antichi per quello che potevano dare, ma anche questo far dare un primato alla contemporaneità è veramente un aspetto di grande novità, insomma, di grande novità. Perché ci porta alla modernità, e questo è il passaggio fondamentale. Ha un confronto, è un'idea critica che non è quindi solo da filologo, ma da uno spirito molto, molto aperto, ecco. Ecco, a me è colpito nel libro un episodio che tu racconti, perché Andrea appunto ci racconta i libri e ovviamente la fatica, lo sforzo che fa Ramusio per procurarsi appunto attraverso amici, relazioni, spie, insomma tutto un circuito. E nello stesso tempo racconta anche un po' le biografie di queste persone, che sono tutte interessanti, ecco, c'è un aspetto che le persone a Venezia, ma non solo, ma certamente a Venezia volevano sapere, avevano bisogno di sapere. C'è quindi questo pubblico che è molto attento e molto desideroso di sapere. Allora mi ha colpito questa coincidenza, proprio fatalità, una coincidenza di due eventi in uno spazio brevissimo di tempo, cioè l'11 agosto del 1508 Luca Pacioli nella chiesa di San Bartolomeo, di San Bortolo per noi, no? Che era poi la chiesa di riferimento dei tedeschi, tiene una lezione sulle matematiche, la geometria, la proporzione di Euclide. Sono presenti più di 500 persone, perché questo è stato raccolto. Chi era davanti? Sì, certo, i patrizi, ma non solo, artigiani, cartografi, editori, insomma un mondo vastissimo che voleva sapere, e quindi pensate a come si voleva conoscere, no? In questo caso poi Pacioli farà il famoso volume, ma insomma erano nozioni che anche per il mondo mercantile erano molto importanti. Ma questo succedeva in agosto. Nell'autunno dello stesso anno Ludovico da Vertema, spero di dirlo Vertena, forse Vertena, un bolognese, anche se è un nome un po' curioso, viaggiatore, è invitato a Palazzo Ducale e lui racconta, fa una conferenza sul suo viaggio nelle Indie, che ha un grandissimo successo. Quindi nello stesso anno, a poca distanza di tempo, a Palazzo Ducale e a Rialto, per la scuola di Rialto, ci sono queste, circolano queste novità. Ecco, questo per dire che le persone davvero volevano, ambivano a sapere, tant'è che appunto questi, anche i piccoli opuscoli, le carte geografiche, certo, molto spesso non corrette, però circolavano davanti, venivano venduti. C'è un'editoria fiorentissima, ecco, quindi questa mi ha colpito, no? Questa conferenza di Vertena lì a Palazzo Ducale, magari ce ne parli. Sì, sei stata bravissima a creare questo parallelo, perché effettivamente c'era una fame di conoscenza e la gente andava a sentire queste conferenze da persone spesso che venivano da fuori e che portavano una ventata di freschezza, portavano novità e portavano sapere. Il caso di Ludovico Vertema, lui arriva a Venezia grazie a Ramusio, nel senso che questo ragazzo era giovanissimo quando Ludovico Vertema era un uomo d'armi, uno che aveva passato la gioventù a dar battaglia sui campi del nord Italia, e a 24 anni decide basta, che non ne può più di
di questa vita piena di durezze, di sangue, eccetera, dice, ed era rimasto impressionato dal viaggio di Vasco da Gama, che nel 1497 arriva in India, passando sotto l'Africa. Questa cosa evidentemente aveva colpito l'immaginazione delle persone e dei giovani. Questo 24enne decide di mollare la sua vita militare e di partire all'avventura, una specie di gap year, diremmo oggi, no? E fa questo lunghissimo e affascinantissimo viaggio verso l'India, verso l'ignoto, però insomma, sempre raccogliendo appunti, scrivendo nel suo diario, cioè facendo da cronista. Questo lunghissimo viaggio, che come dico è veramente affascinante, meriterebbe un libro solo da solo, lo porta in India. Ora, l'India è vero che era stata raggiunta da Vasco da Gama, ma gli europei non sapevano niente dell'India, niente, perché anche se i mercanti arrivavano, se le mercanzie dell'India arrivavano in Europa, no? Perché le portavano mercanti indiani e si ritrovavano ad Alessandria piuttosto che gli altri, però l'India in sé non si conosceva, non si sapeva nulla. Allora, Ludovico Vartema arriva in India e la gira in lungo e in largo, prende appunti, vive questa nuova situazione. Continuerà il suo viaggio nel sud-est asiatico, in Birmania, in Indonesia, fino alle isole delle spezie. Sarà il primo europeo a descrivere l'albero della noce moscata. Poi torna in India e dice, vabbè, sono passati 7 anni, adesso me ne torno in Europa. I portoghesi che sono lì, che fanno la guerra ai principi indiani, ai Raja, dicono ma no, ci servi qui, insomma si mette a battagliare con loro e poi riesce a trovare un passaggio di ritorno sulla nave di Tristan da Cunha che lo riporta a Lisbona. A Lisbona lui ha tutto questo materiale strepitoso e vuole farne un libro, però non riesce a trovare un editore. Ramusio, tramite l'ambasciatore a Lisbona, riesce ad agganciarlo e a dirgli ma perché prima non vieni a Venezia, che qui ti organizzo un bel talk, diremo oggi, a Palazzo Ducale, te lo paghiamo 25 zecchini e poi se tutto va bene ti faccio anche pranzare col doge. E questa cosa ovviamente lo attira e per cui Ludovico viene a Palazzo Ducale, fa una lecture entusiasmante e il pubblico rimane assolutamente rapito e c'è una bellissima descrizione di tutto questo da parte di un cronista dell'epoca. Poi purtroppo non riuscirà a pubblicare il suo libro, ma quella è un'altra storia. Ma insomma sì, il libro è pieno di queste vicende, cioè di questi avventurieri, di questi navigatori che sono delle grandissime personalità e hanno vissuto episodi straordinari, ma soprattutto hanno riportato notizie e queste erano, diciamo, la materia grezza di cui aveva bisogno Ramusio per compiere l'opera che si era prefissato. Sì, infatti il libro è piacevolissimo e almeno io ho scoperto molte cose, ho imparato moltissimo davvero, ecco, tutti questi personaggi. Tra l'altro mi è piaciuta moltissimo una frase di Pigafetta. Pigafetta resta molto legato a Magellano e allora Pigafetta viene, come ho detto, tra l'altro il suo diario viene secretato, viene interrogato con i sopravvissuti e lui dice Magellano era molto bravo a carteare e navigare, carteare, cioè avere una grande dimestichezza con le carte. Mi è piaciuta moltissimo questa espressione, carteare. Io volevo chiederti allora, se poi abbiamo tempo, 2 minuti su Pigafetta. Certo, che è una storia devo dire pazzesca, anche lì che ci sono Isabella d'Este, ci sono tutta una serie di personaggi. Nel libro trovate una serie di personaggi che appunto vorrebbero avere questi testi. Tra l'altro
è incredibile come alcuni comunque, alcuni di questi diari, resoconti, siano sopravvissuti anche ai viaggi, perché c'è del miracoloso, altri no, ma insomma. No, io volevo chiederti una cosa. Allora, ovviamente questi libri non possono, e tu lo fai, non possono nascondere quella che è stata anche la grande crudeltà, insomma, di queste scoperte, esplorazioni, e quindi i rapporti non facili spesso con i vari nativi, no? Ecco, e quindi infatti per qualcuno, no, vengono accolti bene, per altri non vengono, ci sono, come dire, scontri che poi ovviamente spagnoli o portoghesi erano armati rispetto a questi poveracci. Lui poi è molto amico di Pietro Martire, quindi di quello che ha raccolto tutte le informazioni sulla scoperta dell'America e di quello che è successo, eccetera. Ti chiedo, c'è traccia in Ramusio, quello che tu hai trovato, di una sensibilità rispetto a questi popoli, ai popoli indigeni? Perché già comincia un po', dopo un po' di anni della scoperta delle Americhe, uno spirito un po' critico, qualcuno che dice non sono selvaggi, non li dobbiamo solo cristianizzare o schiavizzare. Hai trovato tracce in Ramusio? Ma questa è una domanda molto difficile ma anche affascinante, cioè è chiaro che ci si rendeva anche conto che gli europei stavano facendo anche danni tremendi, usavano sistemi molto crudeli. D'altra parte lo stesso Colombo poi finirà nei guai, è processato, finirà anche addirittura per non aver saputo controllare la situazione nella cosiddetta Nuova Spagna. Lì succedevano cose tremende, infatti è il periodo in cui sorgono personalità come Bartolomeo de las Casas, che prende le difese degli indigeni. Insomma, lì c'è tutta una vicenda, un contrasto importante. Quale posizione prende Ramusio? Ecco, Ramusio non è chiaramente ha un forte senso etico, però non è che parta per crociate, lui è interessato a sapere i fatti. Per cui non ci sono tracce di censure o di accuse nei confronti soprattutto degli spagnoli, dei portoghesi, però dietro a tutto questo senti un'anima gentile che si rende conto che questa espansione dell'Europa in questi nuovi territori va in qualche modo governata e che lasciata a se stessa veramente rischia di lasciare una scia una scia molto sgradevole. Ti dirò una cosa a proposito di questo, perché effettivamente noi oggi siamo anche molto più sensibili a queste cose di quanto non lo fossimo fino a poco tempo fa. Questo libro è stato scritto inizialmente in inglese ed è stato pubblicato in America prima di essere pubblicato qui. Prima che uscisse, l'editore americano mi ha assegnato un cosiddetto sensitivity editor, cioè una figura nuova nel panorama editoriale americano che legge il manoscritto e vede se tu stesso sei ancora prigioniero di quegli schemi di schemi coloniali e che magari senza nemmeno accorgertene usi termini che potrebbero essere offensivi, capiti male e via dicendo. Naturalmente noi europei spesso sorridiamo di queste cose che ci sembrano talvolta ingenue da parte degli americani. E per cui quando mi hanno detto che il libro sarebbe passato al vaglio di un sensitivity editor mi sono
sì, ho sorriso, dici vabbè, anche questo, facciamo anche questo. La verità è che il libro è stato affidato a un professionista molto bravo, è una professione nuova, questo di Sensitive Diet, che ha fatto circa 60 rilievi, ecco. Io ho esaminato con cura tutti i rilievi e li ho accettati tutti. Cioè, per me è stata una lezione importante, mi sono reso conto che anch'io sono prigioniero di questi schemi e dunque è una cosa che è stata un po' una scoperta, una rivelazione per me. No, lo dico perché si lega un po' ecco, per cui Ramusio forse lui stesso non si rendeva conto di essere anche lui vittima di schemi dettati non dal colonialismo ma dalla Chiesa, insomma, dalla Chiesa, ecco, perché andavano lì per cristianizzare il mondo e dunque così vedevano il mondo. Sì. Infatti dopo il Concilio di Trento anche sulla geografia comincerà a essere applicati dei criteri di controllo, di censura, perché c'era tutto questo mondo che si era aperto, tutte questi popoli che non erano all'interno della cristianità. E io infatti ho apprezzato perché tu qualche volta hai messo delle note, no? Nell'asterisco, e per esempio l'hai fatto sul cannibalismo, in cui tu dici ma in realtà, perché tutti dicono c'erano i cannibali, poi è un'accusa che tutti rinfacciano gli uni agli altri, perché anche poi e tu in questa nota in realtà non c'è nessuna testimonianza vera dal punto di vista della ricerca di uscire da certe tradizioni che appunto erano accuse che si rimpallavano, quindi io volevo chiederti una cosa, poi il tempo purtroppo è tiranno. Allora, Ramusio, appunto come hai detto, era della scuola di Manuzio, quindi attento, forse questa attenzione al testo un po', l'ha trattenuto nei riguardi di un testo che io non ho letto nell'originale, ma tu nell'originale, in una copia insomma che dovrebbe essere comunque insomma la più fedele del testo bellissimo di Leone l'Africano. Ecco, Leone l'Africano, che è una personalità, io certamente non lo riassumo, avevo letto il libro di Nathalie Zemon Davis, ma è insomma una storia e una biografia molto affascinante, ma era un uomo coltissimo alla fine. Dunque lui era esattamente nato a Granada, comunque insomma nel mondo arabo, poi alla fine è prigioniero e portato a Roma, come ho detto poi comunque un uomo coltissimo, sapeva un sacco di lingue, decide di scrivere la sua narrazione in italiano. E con anche espressioni, termini arabi all'interno, altre e Ramusio giudica questo testo poco piacevole probabilmente alla lettura, mentre tu dici che sei andato a vedertelo alla Biblioteca Vaticana, invece la lingua era una lingua abbastanza forse originale. Ramusio ecco lì forse la sua tradizione filologica un po' lo frena nell'accogliere questa lingua, e forse lo ha fatto anche un po' per Marco Polo, no? Tu dici un pochino, tutti e due i testi in cui forse è intervenuto più massicciamente sulla lingua. Sì, questo è un aspetto interessante. Sì, è intervenuto, non lo so, forse perché lui aveva, insomma, era il periodo in cui Bembo e altri stavano cercando di costruire questa lingua italiana, sì. E dunque tutto quello che, diciamo, si allontanava
da questo rigore che loro cercavano di imporre, questa gabbia anche che volevano imporre sulla lingua toscana, ecco, li spingeva a criticare. Naturalmente c'erano altre persone come Baldassare Castiglione, che invece era di un'altra idea e diceva: ma no, ben vengano tutte queste novità che ravvivono la lingua. Però, visto che mi permetti di parlare di Leone, dico due parole, perché effettivamente questa è un'altra storia meravigliosa che ci racconta Ramusio, ed è interessante l'uso che ne fa. Come diceva Tiziana, Leone africano si chiamava Al-Wazan, era un giovane di Granada, di buona famiglia, di buona cultura, deve fuggire da Granada dopo la riconquista degli spagnoli nel 1492, la famiglia va a vivere a Fez, nell'odierno Marocco, e lì, grazie alle sue qualità, diventa il consigliere del sultano del Marocco e poi il suo top diplomat, no? il suo uomo. E da consigliere diplomatico del sultano viaggia attraverso l'Africa in lungo e in largo. Perché questo è importante? Perché ricordiamoci che siamo in pieno contrasto tra il mondo musulmano e il mondo cristiano, e Roma, cioè il Vaticano, ma insomma non avevano idea di come fosse l'Africa, come dicevi prima, no? E avevano bisogno di fonti di informazioni. Questo Al-Wazan viene nel corso di uno di questi viaggi viene rapito da un pirata che si chiamava Bobadilla, un pirata piuttosto famoso che girava per il Mediterraneo. Bobadilla si rende conto di avere per le mani una persona particolare e invece di venderlo decide di darlo in regalo, di donarlo al Papa. E allora lo porta a Roma e lo dona al Papa, che ne fa il suo schiavo. Il Papa si rende conto che ha per le mani qualcuno di particolare, per cui sì, è in prigione a Castel Sant'Angelo, però la sera lo fanno salire nei salotti per chiacchierare con tutti i luminari dell'epoca. Vabbè, adesso la faccio breve, ma è un racconto veramente affascinante. Lui, a un certo punto, il Papa gli propone di convertirsi al cristianesimo in cambio della libertà, cosa che Al-Wazan accetta volentieri e comincia a fare la vita dell'intellettuale a Roma. Pensate, in quegli anni, siamo negli anni del Papa Medici, insomma di Papa Leone X, per cui gran vita, Bembo, Raffaello, tutta questa la meglio gioventù dell'epoca. E Al-Wazan il Papa chiede di scrivere un resoconto sull'Africa usando tutti i suoi ricordi, documentazioni, note, appunti, eccetera. E questo lui fa, e come diceva Tiziana, lo fa in italiano, in lingua volgare, e questa è una cosa abbastanza straordinaria. È una lingua che lui aveva imparato in poco tempo, però aveva imparato anche camminando per le strade di Roma, per cui il testo è infarcito di espressioni tipicamente romanesche, no? E questo per me lo rende ancora più affascinante. Questo manoscritto lo si trova nella Biblioteca Centrale a Roma, e devo dire che leggerlo provoca una vera emozione, perché te lo senti molto vicino. Poi nel 29 c'è il sacco di Roma e di Leo Africano si perde ogni traccia. Però guarda caso il manoscritto finisce nelle mani di Ramusio, che grazie alla combriccola di suoi amici attorno al Papa riesce a avere una copia di questo manoscritto, e Ramusio sarà naturalmente il primo a pubblicare questo straordinario documento che apre una nuova pagina nella geografia europea. Sì, poi ti lascio magari
visto che siamo verso la fine, un accenno. Allora, il libro non è un romanzo, ma è un saggio scritto con la penna di un romanziere, quindi è molto piacevole da leggere, ma è anche pieno di informazioni, di curiosità, tra cui per esempio quello che ho osservato, Ramusio che a un certo punto vuole pubblicare le lettere di Cortés, gliene manca, la prima è perduta, gliene manca una, e allora insomma fa circolare la voce che gli manca, perché appunto cercava di procurarsi, e si fa vivo, forse all'editore più che a lui, si fa vivo qualcuno che è un imbroglione, cioè, perché succedeva anche questo, che dice sì, ma quanto siete in grado di tirar fuori di denaro, e alla fine sarà capiscono che è una truffa. Avveniva anche questo, come dire, per ribadire che quanto interessavano queste novità del mondo e queste cose. Forse tu volevi concludere sul Prete Gianni, perché siamo... Non so se abbiamo... vabbè, allora di corsa, sì, il Prete Gianni, perché effettivamente... comunque la dottoressa Venturelli ci dirà quando dobbiamo chiudere. Il Prete Gianni era questa figura fantomatica creata dall'immaginario europeo nel Medioevo, a partire dal XII secolo. Si comincia a parlare in Europa di questo misterioso Prete Gianni, che doveva essere questo re importantissimo in Oriente, a capo di un vastissimo esercito di truppe cristiane, che un giorno sarebbe venuto in soccorso agli europei nella contesa tra cristiani e musulmani. La storia della creazione di questo mito, di questa leggenda, è assolutamente affascinante, e racconto anche quello. Comunque siamo adesso nel 500, sono passati 300 anni e la figura di Prete Gianni ancora aleggia nell'immaginario europeo. Allora, nel 1500, i primi del 500, la grande potenza navale era il Portogallo. E il Portogallo, dunque incombe il Portogallo il fatto di dover cercare Prete Gianni, e allora organizzano una spedizione verso l'Africa orientale, perché inizialmente si pensava che Prete Gianni fosse in India, però poi in India non si era mai trovato. Poi si è pensato che Prete Gianni fosse in Cina, però Marco Polo passò dalla Cina e dice: qui Prete Gianni non c'è un tizio che si chiama Giorgio, ma che dice di essere un discendente, ma mi sembra che non abbia molte truppe e che non sia di grande aiuto. Insomma, decidono che sto Prete Gianni non è lì, ma è bensì in Etiopia. In Etiopia, un territorio assolutamente sconosciuto agli europei, incredibile ma vero. Allora i portoghesi mandano una delegazione in Etiopia e una delegazione che c'è uno spadaccino, un organista, un ambasciatore, un prete, insomma una piccola accozzaglia, e questa delegazione sbarca in Etiopia e non ha idea di che cosa sta facendo, dove sta andando. È una situazione grottesca, la Monty Python, diciamo, no? E si avventurano in Etiopia e poi, dopo un viaggio incredibile di circa un anno, arrivano finalmente all'accampamento di questo famoso Prete Gianni. Io avrei voluto leggervi 2 minuti di questa cosa, però non so se... Sì? Ok. Perché così vi dà un po' il sapore di questi viaggi incredibili. Allora, 2 minuti. Allora, immaginate la scena, sono pieni di polvere, hanno viaggiato per ormai un anno e cercano questo Prete Gianni per chiedergli di venire a aiutarli in Europa a difendersi dai musulmani.
Rimasero accampati per 3 giorni, come da ordini del Gran Maestro. Il 4° giorno furono convocati a corte. L'ambasciatore de Lima nel frattempo non riusciva a trovare il suo asino, scomparso durante la notte, ma non voleva rallentare la carovana e sollecitò i suoi compagni ad andare avanti. Disse che li avrebbe raggiunti al più presto. Il campo reale era uno spettacolo, un padiglione rosso sgargiante era stato eretto in cima a un'altura circondata da un mare di tende e padiglioni grande come una città. 4 leoni incatenati sorvegliavano l'ingresso. I portoghesi furono condotti oltre i leoni attraverso il portale principale in un vasto cortile pieno di guardie reali. Per molto tempo non accadde nulla, poi finalmente comparve un anziano sacerdote in tunica bianca. «Cosa volete e da dove venite?» chiese. «Veniamo dall'India», perché erano passati dall'India per arrivare in Etiopia, «e portiamo un'ambasciata al prete Gianni, del re del Portogallo, da parte del re del Portogallo», gli rispose. Il sacerdote andò a consultare il Negus e tornò con le stesse domande. Questo fece per ben 3 volte, poi chiese: «Dite ciò che volete, che io lo dirò al re». Questo è il resoconto del sacerdote, questo Francisco Alvarez, un tipo geniale, cronista nato, giornalista meraviglioso. «Siamo venuti a baciare le mani di Sua Altezza e rendiamo grazie a Dio di aver ricongiunto cristiani con cristiani, e voi siete i primi cristiani». Il sacerdote andò a riferire, quando tornò disse ai portoghesi che erano benvenuti e potevano tornare a riposare. Ma comparve a cavallo un messaggero reale, smontò e chiese ai membri della delegazione di scendere dai loro asini per ricevere la prossima domanda da parte del re. Confusi da questo complicato protocollo, fecero quello che veniva loro ordinato. «Che doni avete portato?» fu la domanda. Padre Francisco lesse l'elenco degli oggetti e il messaggero, apparentemente soddisfatto, li guidò oltre il cortile verso un grande cerchio circondato da un'alta siepe. All'interno del cerchio c'erano molte grandi tende, oltre le quali si trovava la casa reale, la Sagala, un lungo edificio con il tetto di paglia. Ma improvvisamente si creò nell'entourage del re una grande agitazione per l'assenza dell'ambasciatore portoghese. Padre Francisco spiegò la faccenda dell'asino smarrito e disse che l'ambasciatore sarebbe arrivato di lì a poco. Niente da fare. Il messaggero affermò che dovevano montare una tenda e aspettare fino a quando non li avesse raggiunti. La sera stessa De Lima arrivò a destinazione trotterellando sul suo asino, ma poi per diversi giorni nessuno si fece più vivo. Dopo un po' di tempo gli fu detto che la tenda era piantata nel posto sbagliato e che dovevano spostarla. L'ambasciatore De Lima, meno paziente di Padre Francisco, perse le staffe, disse che avevano messo la tenda esattamente dove era stato detto loro, ordinato, e che ormai non avevano più una squadra per smontarla. Fu inviata un'altra squadra e la tenda fu spostata. Nel frattempo De Lima e i suoi videro il corteo reale scendere dalle colline e capirono che il prete Gianni non era affatto nella Sagala come era stato detto loro. Di lì a poco venne loro recapitato un nuovo messaggio. Il re non aveva ancora guardato i doni, ma voleva sapere se tra questi ci fossero anche croci d'oro e d'argento. Dovettero rispondere che purtroppo non le avevano portate, avevano solo croci di legno. Una notte, dopo aver indossato come da richiesto le loro uniformi ufficiali, i portoghesi furono finalmente condotti nella Sancta Sanctorum. Il Negus sedeva nascosto dietro una serie di tende. Non accadde nulla e dopo un po' gli ospiti furono rimandati al loro accampamento, cioè il Negus stava lì dietro la tenda ma non si mostrava. 2 giorni dopo un nuovo invito a mezzanotte. Ancora una volta il Negus rimase nascosto dietro le tende, ma ci fu un primo tentativo di dialogo tramite l'interprete. Chi ha maggior paura, i Mori o i portoghesi? I portoghesi sono tanto armati nella fede di Gesù Cristo che non hanno paura dei Mori, rispose prontamente Padre Francisco. Quindi il Negus disse che apprezzava i doni, ma che avrebbe desiderato ricevere più moschetti e polvere da sparo. La spada d'oro in compenso gli era piaciuta e chiese una dimostrazione di scherma e Jorge de Abreu, il miglior schermidore della delegazione, fu felice di esibirsi con un altro membro del gruppo. Il prete Gianni li poteva molto ben vedere da dietro le cortine e n'ebbe piacer grande, osservò Padre Francisco. Dopodiché il Negus disse a Emmanuel de Mares, l'organista, di suonare e ordinò a tutti di danzare. Cioè siamo praticamente totalmente surreali. Era tardi quando furono rimandati nella loro tenda. Le cose però sembrava finalmente volgersi al meglio. Passò ancora del tempo e Padre Francisco fu convocato dal Negus, questa volta da solo.
Gli fu chiesto di vestirsi come per celebrare una messa. Sempre da dietro la tenda, il Negus gli chiese di spiegargli i simboli di ogni parte della veste liturgica. Poi iniziò un diluvio di domande. Voleva sapere perché la Chiesa avesse 2 teste, una a Roma e una a Costantinopoli, quanti fossero i vescovi del Papa, se in Portogallo i preti potessero sposarsi, se gli apostoli avessero preso moglie, quanti libri avesse scritto San Paolo e quanti profeti avessero saputo della venuta di Cristo e via di seguito. L'interrogatorio durò fino a notte fonda. Padre Francisco rispose pazientemente secondo le regole della Chiesa romana. Il Negus si dichiarò molto soddisfatto. Infine concluso che i portoghesi erano veri cristiani e conoscevano bene la passione di Cristo. Il 19 novembre l'intera delegazione fu condotta davanti al Negus. Questa volta le tende furono sollevate e improvvisamente apparve, in alto su una pedana e seduto sul trono, un giovane poco più che ventenne, con un volto rotondo, grandi occhi, un naso aquilino e una barba rada e setosa. Era di altezza media e il suo colorito era color marrone castagna. Indossava una grande corona d'oro e teneva in mano una croce d'argento. Una stola di taffetà blu copriva metà del suo viso e portava un mantello di ricco brocato sopra una camicia di seta dalle maniche larghe. Il leggendario prete Gianni era dunque vivo e vegeto. Il suo vero nome era Lebna Dengel, figlio di Naod, ma preferiva essere chiamato Re Davide. Gli europei comunque continuarono a chiamarlo il prete Gianni per molti anni ancora. Ecco, allora noi non possiamo che essere grati per questa conferenza. Purtroppo il tempo è tiranno, per cui insomma con questa lettura piacevolissima che ci dà anche la misura della scrittura del professore di Robilan, noi dobbiamo concludere. Naturalmente ringraziamo vivamente i nostri relatori, tutti i presenti, e colgo l'occasione per annunciare e quindi invitare tutti i presenti al prossimo evento espositivo. Voi vedete che da poche ore abbiamo disallestito la mostra tutta marciana, Destinazione Mostra, che ha raccontato attraverso l'esposizione di opere portate, cioè sottoposte a restauro, restaurate per proprio espressamente esposizioni che hanno interessato non solo l'Italia ma anche l'estero. Le abbiamo appena smantellate, però ci stiamo preparando ad aprire un nuovo cantiere espositivo, sempre con codici tutti marciani, l'inaugurazione di Eresia e Ortodossia confronto, manoscritti e testi da Bisanzio alla Biblioteca Marciana. Dicevo, l'inaugurazione, quindi vi invitiamo caldamente, sarà giovedì, sempre naturalmente nel Salone San Giovignano, giovedì 4 dicembre alle ore 16. Una mostra appunto che avrà per protagonista il patrimonio marciano, organizzata, curata da Marco Fanelli, Ottavia Mazzona, Alessandra Buccossi, Nicolò Zorzi, ovvero la Marciana, la Biblioteca Marciana, in stretta collaborazione con Dipartimenti di Studi Bizantini dell'Università di Padova e dell'Università di Venezia. E quindi vi auguro un buon proseguimento di serata. Grazie.